Corteo Venezia contro le grandi opere per il rispetto del territorio, fumogeni e spazzatura davanti a una sede della Regione. Non si considerano apostoli dell'inerzia, vogliono piuttosto che si faccia dell'altro e in altro modo. Difesa del suolo, esposto a sempre più gravi disastri, e della biodiversità. Trasporti sostenibili, efficienza energetica, manutenzione della rete idrica pubblica. E tutto questo quanto lavoro darebbe. 150 e passa comitati, associazioni ambientaliste e culturali da tutto il Veneto percorrono Venezia. 2000 persone, forse di più, richiamano la politica all'interesse generale. Ma voi siete quelli che dicono sempre e soltanto no? No, per l'appunto, noi siamo quelli che formuliamo anche delle proposte. Qualche grande opera la volete anche voi? Beh, diciamo di sì, le opere giuste che fanno bene al territorio, ad esempio l'idrovia Padova Mare, che crediamo sia una delle opere del futuro per cambiare il modello di mobilità. Non esistono zone extraterritoriali nella nostra città! Ancora gruppi antagonisti prendono di mira un ufficio regionale in lista di Spagna e in area portuale la marittima a San Basilio. Fronteggiano la polizia, lanciano bombe di vernice, fuori le navi dalla laguna, gridano. Il grosso del corteo, imponente come non se ne vedevano da tempo, rende d'un colpo visibile tutta quanta una partecipazione nuova, ampia, trasversale alle appartenenze, alle generazioni, nella breccia mediatica aperta quest'estate dal digiuno di Don Albino, dei Beati, i costruttori di pace. Abbiamo lavorato contro la violenza delle donne. La terra è la madre di tutti i viventi. Forse un pensiero sulla violenza che stiamo facendo dovremmo farlo accanto a tutte le donne che danno la vita.